Per la provincia di Belluno è un record quello che vede protagonista di una storia a lieto fine un'anziana sulla soglia dei 104 anni. Elsa, il nome della signora di Roccapietro, è appena operata per una frattura al collo del femore che ha richiesto l'installazione di una protesi cementata. Nonostante l'età non proprio giovanissima, grazie al sostegno dell'equipe guidata dal dottor Federico Botto, la signora ha ripreso a deambulare dopo solo 48 ore e sarà dimessa domani. Bisogna essere veloci nell'intervento, il paziente deve rimanere il minor tempo possibile sul letto operatorio, essere il meno aggressivi possibile e quindi questo ce lo mettiamo noi. Poi dopo il paziente ci mette la forza di volontà, ci mette anche la genetica da parte sua e le due cose messe assieme portano a un risultato di questo tipo. L'operazione è all'ospedale di Agordo, dove questa mattina, alla presenza dei primari delle varie unità operative, la direzione ha tracciato il bilancio di attività del 2024. 14.000 accessi al pronto soccorso, 7% in più rispetto all'anno precedente, 1.300 ricoveri, più 4%, 53.000 prestazioni ambulatoriali, anch'esse in aumento assieme all'interventistica. Numeri che disegnano il quadro di una realtà ospedaliera viva e in evoluzione, nonché importante presidio ospedaliero a servizio delle terre alte. Un ospedale effettivamente molto vivo, vivace, con professionisti veramente in gamba e che, come dire, sta dando veramente un apporto importante alla sanità territoriale. Una squadra che da oggi potrà avvalersi delle competenze del nuovo primario facente funzioni della chirurgia, il dottor Federico Coppa, e di una nuova ambulanza che affiancherà il prezioso lavoro svolto dalle croci dei volontari a servizio del territorio, operativa nei fine settimana durante i mesi più intensi di luglio e agosto e nel periodo natalizio.